Ismirioni sul mese esatto al Natale, qual è l'aria che tira nel rione? Un rione fatto anche da negozi, quindi da commercianti. Valerio Casula da 28 anni è un negozio di ferramenta. L'aria è abbastanza pesante in quanto ci sono queste piste ciclabili che hanno portato via dei parcheggi e oltretutto sono anche pericolose per chi va in bicicletta. E qui non ci ha portato nessun beneficio. I Smirionis non sono ovviamente solo piste ciclabili, meglio la pista ciclabile, ma è tutto un quartiere. Lei risiede anche qua a Smirionis. Quali sono le criticità maggiori che vivono gli abitanti? Il quartiere è un centro sociale medio-basso, non è, a differenza di altri quartieri della città dove c'è un centro sociale magari medio-alto, per cui abbiamo una sofferenza anche in posti di lavoro. Immagini solo che io ho una segretaria qui dentro un negozio che da 19 anni, l'ho presa che si era appena diplomata, hanno spostato involontariamente forse nei centri commerciali la distribuzione, la gente preferisce andare lì per un problema di parcheggio che qui in città purtroppo non ci sono più, per cui i ragazzi oltretutto hanno difficoltà a trovare posti di lavoro. A Cagliari ci saranno a dicembre diversi mercatini natalizi, dunque una città che si anima per il Natale. A Smirionis il comune non ha organizzato nulla. Ci sono dei consigli e dei suggerimenti last minute che lei si sente di dare? Ripeto, hanno rovinato la strada, perché le immagini hanno problemi nella strada anche le ambulanze a dover entrare qui in ospedale. Per il pullman per esempio ostruisce il passaggio anche dell'ambulanza, per cui è la strada che è stata rovinata Voi vorreste qualche evento sotto Natale? Sì, si potrebbe creare anche qualche evento, ma la strada, ripeto... Che tipo di evento? Lanci un paio di suggerimenti. Potevano organizzare qualche bancarella anche più su verso Piazza San Michele, per esempio, che è una piazza molto bella che però in questo momento non viene utilizzata per niente. Quindi bancarelle lungo via Smirionis? Certo, non solamente al porto di Cagliari, oltretutto stanno anche contestando che vogliono mettere le bancarelle al porto e non sono d'accordo, per cui potevano spostare qualcosa anche nella zona di Piazza San Michele, dove la piazza è libera.